del Settecento veneziano, un grande applauso ancora, devo dire sempre, vieni qua Mario, aspetta. Allora, lo accendiamo, eccolo qua. Sì. Mario, allora, un'altra cosa, prima di farvi andare, intanto rimettetevi qui davanti a tutti perché credo che lo spettacolo... Prima di tutto saluto questo bellissimo pubblico di Piazza San Marco, che è quello che dà vita a tutta questa manifestazione. Certo, stavo dicendo che già vederli da lontano, da vicino, lui, no scherzo, da lontano e da vicino sono meravigliosi perché giustamente hanno questi abiti splendidamente realizzati su originali, su pezzi originali, quindi è un'opera di ricostruzione molto fedele. Sì. Anche Mario con le sue maschere ormai è diventato una sorta di ambasciatore del carnevale perché gira l'Italia, vuoi dire appunto raccontare un po'? Sì, molto velocemente. Noi giriamo anche il mondo perché siamo stati un po' in giro. Tra i tanti posti bellissimi dell'Italia c'è anche la Sicilia, certo. Quell'isola un po' sperduta nel Mediterraneo, no? Sai che se dici così i siciliani adesso ti aspettano dietro il palco, sta attento. Ma io sono siciliano, per cui sono di Siracusa. E allora siamo stati a Noto, la città barocca per eccellenza, certo. No? E lì c'è un'infiorata famosissima, no? certo. Noi abbiamo portato la cultura veneziana anche per la 40esima edizione nel 2019 proprio a Noto e ci hanno veramente applaudito, portato su un palmo di una mano perché hanno detto che Venezia per loro è il massimo. Vabbè, ma Venezia è per tutto il mondo devo dire, il massimo. Siamo stati anche in Austria, siamo stati un po' in giro e adesso ci sono dei film, dicono dei film a Roma, ci vogliono a Roma per fare qualcosa, di portare qualcosa di storia anche di Venezia anche a Roma. La città, quindi tra un po' lo vedrete anche al cinema, no, ovviamente non sono i film horror, cioè no, scherzo, ma è che io e Mario ovviamente ci conosciamo e scherziamo come è giusto che sia carnevale. È vero, loro sono anche stati protagonisti in produzioni cinematografiche, insomma, perché poi quando nasce come una passione, però poi quando la passione si affina e si lavora molto bene, alla fine le soddisfazioni nel mondo della cultura, dello spettacolo, della storia sono molte. Grazie ancora, li rivedremo la prossima settimana, credo in campo Santa Maria Formosa alle 12:30 e poi qui in piazza alle 16, quindi li ritroveremo la prossima settimana. No, abbiamo tolto il microfono, no. La chiavetta per aprire la portina, la chiavetta USB, ok. Grazie, grazie a voi, grazie ragazzi. Sempre ripeto, il carnevale è questo, si sta un po' sul palco, un po' sotto il palco, ci sono bellissimi abiti, bellissimi costumi, bellissime maschere. Allora, spero intanto che siamo riusciti a ricreare